Una proposta di legge popolare per punire più severamente la violazione del domicilio e per accrescere la possibilità di legittima difesa senza incorrere nell'eccesso colposo. L'Italia dei Valori lancia una raccolta firme per Sicuri a casa nostra. Cosa prevede questa proposta di legge? La prima cosa, che se un cittadino si difende a casa propria non può essere condannabile, quindi viene eliminato il reato di eccesso di legittima difesa. Il secondo punto importantissimo è che se un ladro, un farabutto, un criminale viene a casa mia e per qualsiasi motivo subisce un danno, si fa male, viene danneggiato, non può avere nessun risarcimento né lui né i suoi eredi. Il terzo punto riguarda il raddoppio della pena per il reato di intromissione nelle case altrui, perché adesso questo reato prevede un massimo di 3 anni di carcere, noi raddoppiamo questa proposta di legge a 6 anni in un caso a 7 anni. Una proposta che, dicono, vuole evitare il rischio di alimentare la cultura dello sceriffo fai da te e che è sempre più necessaria visto i numerosi casi di cronaca anche nel nostro Veneto, come le storie di Hermes Matielli, del benzinaio di Ponte di Nanto Graziano Stacchio o del tabaccaio di Civè di Corezzola Franco Birolo. Invitiamo tutti i cittadini del Veneto, se condividono questa proposta di legge, di andare a firmare nei propri comuni. Se i comuni non dovessero avere i moduli, come qualche comune non li ha o non li vuole mettere a disposizione, per cortesia segnalatecelo che noi provvediamo immediatamente a fornirlo.